Buonasera a tutti, Visti TV, il tenore de oggi, aspettate un attimo, ecco qua, de che 8, dessa mese di agosto 2026, non so, baitane che esiste sul microfono funzionano parecchie, va bene, cominciamo diretto, tanto. Andiamo a vedere come si presenta Sadie invece si presenta di voi, vanno che sono scambiate a questa est praticamente a ora delle 8 che manda chi passano che manco qualche cosa, quindi queste nuvole sono già sopra dessa ida, quindi este cocculanne. E dico però che non era su Saravallo, lo Saravallo non era da che cocculata, fino a 9, 9 qualche cosa, poi deve tornare a spalazzare, tutto da dire a sole pleno, pensi che a 7 torna a comparire qualche nube da 31 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima. Andiamo a casa, mercoledì, allora sole pleno viene a Saldecche, poi da Sasunichi, mese coculato, 32 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima. Amos purtroppo di cominciare che nello toccamento è dolo, anche a 73 anni, sin che il morto si ospedale della Nusei, Bacchire de Burrai, figlio di Giuliano Auluneso e Chirché de Burrai, frate de Lucia e de Subiato de Pascaleddu, babbo di Giuliana, Maria e Ciriaco. E si viveva come in Giuliana, in questa zona, insomma. L'interro este mercoledì che 9 casa a Salvatore e Mesa in Sacreia de Santu Iugli. Bene, addio perché al momento stiamo una schitta sul chinato, tu insomma in cui in Montemanno, in Pozzo di Pino Pedes e appunto il Piazza di Domotua, in domo del zio Pascale Solo. E poi bisogna stato venire a Candomolo, che poi sull'università, stiamo sempre in questa zona. Bene, andiamo allo stoccamento, è stata perdita una punga o una vortilesa a zappata in savermata del suo spostale, il sociologo, che la perdita crameta, BCTV, 348 78, che in tutto il mondo tanta battono, già punga, lì è ritornata, siccome questa è una cosa personale, Gai Mattias la testa è storata in maniera che ne schi richieste, insomma, ecco, non ha importanza. Questo sabato 22 agosto è questo suo comitato del suo miracolo, Nostra Signora del suo miracolo, leve 96, 86, 76 su 22 di agosto essere a Petire e Saida. Bene, andiamo da innanzi, intanto sul giornale, la prima pagina dessa nuova, rischia di annegare, Yael Trepi è in coma. È un giocatore del suo castello, dramma in piscina a Portocervo per il calciatore del Cagliari. Il giocatore del Cagliari, Yael Trepi, è ricoverato in terapia intensiva a Sassari. L'atleta è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. La D Altrieri attacca, basta con i ricatti sulla tassa d'imbarco. Air Italia sfida Ryanair. Oh, yeah. Michela muore dopo un mese di agonia, purtroppo l'ha giocata a Corfol de Martello suo marito. L'impresa del destriero 34 anni fa da New York all'Inghilterra in 58 ore, record imbattuto per la traversata voluta dall'Aga Khan. 86enne strangolato con una corda, indagate 4 persone. Ossi è vivo per miracolo. Caffone dell'estate per la festa a Mortorio, 600 euro di multa, parco noi disarmati, cioè praticamente non sono anche su chi li pare. Con scassata in vabbè che hanno risulta l'effetto del sacco
La scuola forestale regionale trova a casa, ah no, mi è mancata una prima pagina però, sì, mi è mancata una prima pagina, no, è scusto, manco questo. Vabbè, mi è mancata una prima pagina, vabbè, dopo la edimo. Non bestia. La scuola forestale regionale trova a casa nell'ex artiglieria, la giunta a Fenu approva l'intesa, in arrivo i primi 96 allievi e ne si era venuti utilizzata in qualche maniera. La storia, il progetto per superare la chimica, lo slogan di allora, un'occasione da non perdere. La sfida dell'università e del Parco del Gennargentu. Negli anni 90 il territorio del Nuorese puntava sull'università e il Parco nazionale del Gennargentu. L'obiettivo era il rilascio anche dal punto di vista economico, il rilancio, scusate, anche dal punto di vista economico, anche perché quelle erano le stagioni in cui la via della grande industria aveva mostrato i suoi limiti, sia per l'assenza di presupposti di partenza, sia per il fatto che la globalizzazione stava per spazzare via gli ultimi rimasugli di chimica e comparti connessi. L'area protetta si è scontrata con il no di alcune popolazioni, ma non è stata ininfluente la procedura maldestra con la quale si volle attuare la legge 394 del Parlamento, saltando a pie pari il consenso dei comuni. Cioè praticamente querían anche un parco nazionale battà perché un'opposizione l'hanno guerrata veramente, che in pratica è un esproprio del territorio che hanno in mano da Stato e non a Sossardo. No, da innanzi Galtellì, Nuovo Brindisi, nel parco Malicas con le notti di vino. Di vino. L'evento tra degustazioni, musica e tradizione. Speriamo da Chimpacu Vino. Il parco Malicas si annuncia una festa tra calici, tenore e sapori di Sardegna nel centro baroniese. Si prepara a vivere delle serate più attese dell'estate e giovedì 20 agosto, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, un palcoscenico a cielo aperto sarà dedicato al vino, musica e tradizioni della Valle del Cedrino. Le notti del vino, appuntamento fisso del calendario estivo, chiama residenti e visitatori a percorrere un itinerario di degustazione tra banchi curati, profumi di vigneto e notte di organetto e canto a tenore, una bella cosa. Pazienti senza medico in fila all'ascolto. Posata. Le proteste dei cittadini in coda dall'alba anche solo per una ricetta. Lunedì e martedì dalle 8 alle 13 e giovedì dalle 15.30 alle 19.30. Questi gli orari in cui è presente nella sede di Via Nazionale il servizio Ascot, che sostituisce il medico di base andato in pensione nello scorso mese di febbraio. Da 6 mesi migliaia di pazienti che arrivano anche dalla vicina Torpè e da altri centri del circondario sono costretti a code interminabili, anche per ritirare una semplice ricetta. C'è chi si mette in fila all'alba per poter essere tra i primi ad entrare in sala d'attesa e tra questi persone anziane o fragili costrette ad attendere ore e ore sotto il Sol Leone. Un attimo. Plastica, l'ira dei comuni virtuosi. Sorgono i sindaci del Gennargentu, Monterolisai, chiedono un vertice urgente alla regione. Raccolta garantita, ma solo ad agosto. Un paradosso intollerabile. Galtellì, noti del vino, tra canzoni e tradizioni da Mugliaistu, i satiri del mare. Primo in sella a Boato Romano, in sella a Boato Romano,
seguito da Nanni Cabizza con Falla Bella. Quindi Stefano è stato primo, Stefano Saiu vince il 40° palio dell'Assunta. Siamo in orgoglio. Torniamo alla Spalas Eolicas, Altolà alle Pali, vicino alle Domus Deiana. Il Ministero della Cultura chiede chiarimenti alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro. Sotto la lente l'impianto eolico Alas, già in fase di realizzazione dopo l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. Ragazza falciata a Turreda, da una di queste barche esos immigrato, arrestato il presunto scaffista. Dopo la prova a Teulada è stato fermato un 28enne algerino. Condizioni di salute della 17enne ricoverata dopo essere stata travolta domenica nelle acque di Sud Giudeo-Achia da un barchino che trasportava 14 migranti algerini sono ancora molto gravi, anche se per fortuna non quanto erano sembrate in un primo momento ai soccorritori. La ragazzina, in vacanza con i genitori nell'isola, avrebbe riportato varie ferite e alcune fratture, perdendo anche conoscenza. Dopo essere stata stabilizzata dal 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Brutto di Cagliari per le prime cure, i medici avrebbero indicato una prognosi migliore del previsto, anche se comunque ancora molto grave. Vabbè, l'importante è che sa bene. Guerra ai maleducati del mare, le azioni per la sicurezza di bagnanti, barche e spiagge affollate e presenze sempre più numerose di imbarcazioni in acqua. Durante l'estate e l'alta stagione turistica aumentano però anche i pericoli di rischi per i bagnanti e naviganti. Come ogni estate, la Guardia Costiera ha ricordato le regole da seguire nell'ordinanza per la sicurezza balneare. Anche quest'anno la parola d'ordine è sempre la stessa: prudenza. Il consiglio della Capitaneria è quello di non sottovalutare mai il mare, ma di rispettarlo, sia che si decida di fare un tuffo in relax, sia che si scelga di uscire in barca o in gommone. Sulla politica internazionale, Trump blocca Bibi, non attacchi Gaza. L'inviato USA e il Board of Peace incontrano il premier israeliano Netanyahu. Il falco Ben Gvir mina la pace, bisogna uccidere 30 o 40 persone ogni giorno. Ma non va nessuno che li intollera in questo. Il presidente cinese Xi Jinping non andrà all'ONU. Pazienza, non ve lo farà manco. 10 nuove basi segrete della Russia per lanciare i droni. La guerra. La UE, nuove sanzioni per Mosca in autunno. Monsignor Gallagher da Putin il 25. Monsignor Gallagher, che lo manda dal Papa, 10 nuove basi segrete dalle quali lanciare i modelli più avanzati dei suoi droni sarebbero state realizzate dalla Russia e già in parte utilizzate per martellare l'Ucraina sempre più a corto di difese aeree. Ma da questi siti i velivoli senza pilota potrebbero essere lanciati anche in profondità nel territorio della NATO, con Varsavia che si troverebbe nel loro raggio d'azione. Ad affermarlo è il Telegraph, in un'inchiesta basata sull'analisi di documenti trapelati e immagini satellitari. Il quotidiano britannico afferma di aver individuato almeno 59 rampe di lancio lungo i confini con l'Ucraina e Bielorussia, da dove potrebbero partire le ultime versioni dei droni usciti dalle fabbriche russe. Velivoli a reazione, capaci di raggiungere obiettivi a quasi 620 miglia di distanza, vale a dire circa 1000 km. Sempre secondo il Telegraph,
7 delle 10 basi sono state utilizzate da Mosca nei recenti bombardamenti su Kiev, ma potrebbero essere utilizzate appunto anche contro paesi dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto diretto. Ma condannato a 11 anni, entriamo in democrazia, scusate, questo è cancellato. Ecco qua. Condannato a 11 anni di carcere l'oppositore Lev Soeberg, Esemosu Democratica a Russia. La scura della repressione si abbatte a tutto campo sugli oppositori in Russia, dove un tribunale ha condannato a 11 anni di carcere Lev Soeberg, vicepresidente del partito pacifista di opposizione Yabloko, già escluso dalle prossime elezioni parlamentari di settembre. Il 63enne, tra i pochissimi oppositori del Cremlino rimasti in Russia, paga così la scelta di schierarsi apertamente contro l'invasione dell'Ucraina. A condannare Solberg è stato il tribunale Pskov nella Russia nord-occidentale, giudicando il vicepresidente Yabloko colpevole di azioni pubbliche volte a screditare l'uso delle forze armate della Federazione Russa, annunciando una pena a 11 anni e un mese di reclusione. Eite Bipone, chi non ho qualcuno. Nell'isola resta il grande caldo. Colpiti da fulmini, 2 morti, le tragedie, episodi diversi, ma entrambi in montagna. Non sono in Sardegna. Un freno allo spopolamento, l'impresa, è certo che è un freno per lo spopolamento. Cucureggio è l'intervento sui piccoli centri. Un'isola competitiva genera valore sui territori. Fonde l'artigianato, commercio e turismo per rafforzare il tessuto produttivo. Artigianato, commercio, turismo sono i 3 assi sui quali agisce la variazione dell'articolo 10 della manovra finanziaria della Regione Sardegna per sviluppare le potenzialità dei territori sardi e incoraggiare una rete produttiva che freni lo spopolamento e sostenga uno sviluppo armonioso. Nel commercio è rivolta particolare attenzione al sostegno alle imprese per favorire investimenti, innovazione, crescita dimensionale e maggiore competitività, accompagnando il tessuto imprenditoriale in un percorso di sviluppo sostenibile e duraturo. Uno stanziamento di 28 milioni. Morti sul lavoro nell'isola, allarme CILS, una vittima in più rispetto al 2025. Per gli stranieri il rischio di incidenti triplica. L'EDA, adesso sindacato, 8 e 6 mesi, attuare il patto di Bugerru con la regione. La CILS sarda rilancia l'allarme sui morti sul lavoro, mentre le statistiche registrano già una vittima in più rispetto all'anno scorso e sprona per l'applicazione del patto di Bugerru sottoscritto nel settembre 2024 dalla regione con CGIL, CILS e UIL dotate di 5 milioni di euro all'anno. Taglio della tassa d'imbarco, la Giunta ha scontentato tutti. Dopo la misura regionale da 18,2 milioni, Pais de Salega Narata chiede tutela per l'interesse dei sardi. Rifiuti elettrici, il consorzio Aereon UE per la gestione del RAEE
domestici, cioè le Sargal, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, lancia un appello contro l'abitudine di smaltire nell'indifferenziata, nella plastica, spazzolini elettrici, giocattoli, power bank. Erion ricorda invece il servizio 1 contro 0 che consente di consegnare gratis i piccoli RAES, cioè arga fino a 25 centimetri, nei negozi di elettronica con oltre 400 metri quadri di superficie di vendita, senza l'obbligo di acquistare un nuovo prodotto. Vendemmia, ok, ma troppo vino nelle cantine. Tra marchi DOP e IGP, 35 milioni di ettolitro in giacenza. Il caldo minaccia anche il parmigiano, cali nella produzione del latte, bestiame sotto stress. La mafia si infiltra nell'isola, favorita dai detenuti del 41 bis, pieno di schia. La procuratrice generale di Sassari, Maria Gabriella Pintus, va in pensione. La produzione locale di cannabis ha facilitato i legami con i gruppi criminali, cioè chiaramente si va al mercato, arriva. Ultima pagina, Trump stoppa Israele su Gaza, basta attacchi, Hamas si arrende. Però, Medio Oriente, Teheran ha annunciato un accordo su Hormuz con l'Oman, e chiaramente ha che spaccare la tangente. Vediamo qual è questo accordo, che no, che Oman, dunque. Hamas con eccetera, notizia che stride dopo le polemiche suscitate dalle parole del ministro israeliano della sicurezza, non va scritto in un po' insomma. Mar Nero, attacco russo a 2 navi ucraine, guerra, trasportavano equipaggiamento militare e Zelensky critica il G7. Bisogna rivedere l'impostazione della Lega, San Giacomo che ne ha la scoasa a Salvini. Ora Fontana fa tremare la leadership di Salvini. Carroccio e crollo dei consensi, non è escluso un passo indietro del segretario. Catalevata Varnacci. In corso terminamos si tenova de hoy e nos damos appuntamento torna a Clara. Sperando che va a Paco calore. A mezzo vedere di buona tutto dai Bizzi TV, adios e mezzo a crash.